Dimettermi e perché, francamente, non saprei cosa ritrattare, ho espresso le mie opinioni senza offendere nessuno. Il consigliere regionale Stefano Valdegamberi sul sito Affari Italiani rincara la dose dopo la bufera scoppiata ieri per le sue affermazioni contro Elena Cecchettin e da Valdegamberi, eletto nella lista Zaia, poi passato al gruppo misto, si dissocia il presidente della regione, invitandolo a chiedere scusa. E il consigliere Valdegamberi risponde a se stesso e voglio anche ricordare, perché è giusto ricordare ai cittadini, molti ragazzi mi scrivono lo devi cacciare o altre robe del genere. Voglio ricordare che il Consiglio regionale sono consiglieri democraticamente eletti e stanno lì, se non escono dal Consiglio per scelta, stanno lì. Ma intanto la polemica politica si infiamma, troppo comodo per Zaia prendere le distanze dalle dichiarazioni ignobili di Valdegamberi contro Elena Cecchettin, sostenendo che questo consigliere non rappresenta nessuno, ribatte la capogruppo del PD Vanessa Camani, ricordando che Valdegamberi appartiene alla maggioranza che lo sostiene e certe ambiguità di fronte ad un fatto così grave, conclude Camani, non sono consentite. Ma Zaia non arretra. Dovrebbe dimettersi. Ma guardi, io penso che abbia fatto delle dichiarazioni gravissime. Prima di tutto dico dovrebbe scusarsi, dopodiché sul tema di missioni o altro questo rientra nella sfera personale delle decisioni personali. Una vicenda che pone ancora una volta Zaia su posizioni opposte e polemiche rispetto a quelle di Valdegamberi, come sul tema del fine vita. La mia posizione è differente da molti di quelli della politica che fanno lezione, ma c'è un piccolo particolare. Io sono a bordo campo e ricevo le richieste di malati terminali che in base a una sentenza della Corte Costituzionale chiedono di poter aver somministrato il farmaco. Chi parla sta semplicemente in tribuna a guardare la partita al caldino.